Allora mister, secondo amichevole, risultato meno rotondo dell'ultimo, ma al di là del risultato che conta poco, passi in avanti credo da parte della tua squadra. Ma sì, la personalità sicuramente si è fatta vedere oggi. La squadra comunque è andata in campo senza temere l'avversario e questo è già un dato importante. Poi il fatto anche che siamo andati in vantaggio dimostra anche che comunque l'interpretazione della partita è stata svolta nei migliori dei modi. E poi parte la nota del primo tempo con la squadra, diciamo, con tanti giocatori di esperienza, ma nel secondo tempo i giovani si sono fatti valere, dove più volte abbiamo sfiorato il pareggio che avremmo sicuramente meritato. Ecco, indicazioni positive. Con l'inizio del ritiro non era scontato anche che le gambe fossero così fresche, no? Beh, insomma, non sono tanto fresche perché anche già questa mattina eravamo un po' preoccupati perché comunque i ragazzi accusavano gambe pesanti e, insomma, abbiamo lavorato parecchio. No, sono contento anche di questo perché comunque le motivazioni, gli stimoli di affrontare una squadra come il Pordenone ha tirato fuori dalla testa quella spinta in più che ci serve per giocare queste partite e non far brutta figura, e secondo me siamo usciti veramente a testa alta. Ecco, come prosegue adesso il lavoro questi ultimi giorni di ritiro? Ma adesso abbiamo ancora 2 giornate in ritiro dove facciamo doppie sedute, tecnico-tattico e lavoro fisico, aerobico e di forza, ad affrontare poi sabato in amichevole a Campodassego con il Treviso, la squadra di promozione, con velleità di promozione.